Noi abbiamo registrato una forte ripresa dell'economia del Veneto, diciamo che grazie anche alla manifattura che rappresenta l'aspetto di maggior rilievo ed è una caratteristica strutturale del Veneto. Neanche il tempo di festeggiare il recupero dei 2/3 di quanto perso per la crisi del Covid, che l'economia del Veneto deve già confrontarsi con nuove sfide. La guerra in Ucraina, innanzitutto. Secondo il report annuale della Banca d'Italia, pesa relativamente poco in maniera diretta, visto che l'export verso quei paesi è solo del 2,5%, ma provoca comunque conseguenze anche pesanti. Tutti gli effetti indiretti che vanno ad agire sui prezzi delle materie prime, sui tempi di consegna delle materie prime e sui prezzi dell'energia che tanto ci serve essendo una regione manifatturiera. Il tema dell'energia è tra quelli cruciali. Ai maggiori costi per famiglie e aziende si aggiungono le nuove difficoltà alla produzione idroelettrica a causa della terribile siccità di questo periodo e non solo. Il problema della transizione energetica, gli impatti che assumono soprattutto sui costi delle imprese per realizzare questa conversione energetica, ma in questo momento le sfide molto importanti che determinano questi eventi, tipo la siccità che stiamo vivendo adesso e che ci può portare anche in termini di razionamento delle difficoltà ulteriori che per una regione a elevata vocazione manifatturiera non è certo una bella notizia. L'occupazione cresce debolmente e soprattutto con contratti a tempo determinato, in un quadro in cui i salari non aumentano al passo con l'inflazione. I consumi comunque sono cresciuti più del reddito, del 4,7%, e la quota di imprese in utile o in pareggio è cresciuta nel 2021 di 8 punti percentuali. L'ultimo aspetto favorevole è quello legato alla finanza pubblica. Noi abbiamo degli enti territoriali che hanno una buona situazione tecnica e questo rappresenta un prerequisito importante in vista della spendita dei fondi del PNRR.